Allora, mi sostituisco per una prima parte, per un primo cappello introduttivo per quello che sono le nuove linee guida della Regione Veneto 2026, poi lascerò la parola a Sergio per 2 o 3 novità per quanto riguarda gli usi di emergenza, questioni che sta seguendo in prima persona, in prima linea. Allora, parliamo sempre di produzione integrata volontaria, costituita fondamentalmente da 2 disciplinari, disciplinare linee tecniche agronomiche e disciplinare linee tecniche di difesa integrata, sono i 2 documenti di riferimento per quello che riguarda la produzione integrata volontaria. Produzione integrata volontaria che di fatto contiene misure e disposizioni che risultano vincolanti per chi poi decide di aderire al sistema di certificazione nazionale SQNP qualità sostenibile, marchio che vedete in alto a destra nella mia slide, l'APE, che spesso ritroviamo nei nostri vigneti. La ritroviamo molto spesso e sempre più spesso nella realtà veneta, come potete vedere poi anche dalla tabella che vi mostro. C'è un po' uno storico dell'incremento delle superfici che decidono di aderire in maniera volontaria, ricordiamo, alla certificazione SQNPI. Partiamo da un 14% iniziale del 2020 e siamo arrivati ormai a circa il 60%. Prendiamo un po' con le pinze il dato dell'ultimo anno, non è ancora proprio un dato definitivo ma in via di definizione. Parliamo comunque di una superficie sul totale a schedario vitivinicolo veneto di ben oltre il 50%, quindi attesta a maggior ragione, in base a quello che è stato detto anche prima, un grande interesse a quello che è anche una qualità che deve essere sostenibile sia da un punto di vista ambientale che da un punto di vista della salute umana, che quindi sempre di più, la parola integrata lo dice, cerca di implementare e aggiungere metodi di difesa che sono complementari a quello che è la classica difesa chimica. Per quanto riguarda diciamo, la struttura, l'ossatura delle linee tecniche di difesa integrata, giusto una piccola parte introduttiva. Linee tecniche di difesa integrata, Regione Veneto si ispirano e di fatto prendono, possiamo dire in toto per quanto riguarda gli indirizzi comuni di difesa, le linee tecniche nazionali che sono redatte dal gruppo Difesa Integrata istituito presso il Ministero Politiche Agricole, Ministero dell'Agricoltura. Le linee tecniche regionali tengono conto però ovviamente di specificità che sono proprie della nostra regione e proprie di ogni singola regione, specificità che tengono conto logicamente di peculiarità che derivano logicamente dall'aspetto pedoclimatico, dall'aspetto varietale che caratterizza le diverse regioni. Logicamente la difesa peronosporica e la pressione, ad esempio, per quanto riguarda la difesa in ambito fungineo peronosporico che abbiamo nel nord-est non può essere sicuramente comparata a quelle di regioni del centro e del sud, motivo per cui necessita appunto di un'integrazione, di un'implementazione a livello regionale. Per quanto riguarda l'ossatura fondamentale, si articola in una parte generale, norme comuni di difesa e agronomiche, e in una parte speciale costituita da, nel caso della Regione Veneto, 87 schede culturali, quindi per ogni singola cultura, suddivisa come potete vedere lì nella tabellina, ci sono degli indirizzi specifici per quanto riguarda tecniche agronomiche, sostanze attive ammesse per la difesa, per il diserbo e anche una scheda fitoregolatori che sta prendendo piede, non è presente all'interno di tutte le colture, lo è magari maggiormente interessante dal punto di vista delle colture frutticole, nella vite ci sono ancora poche sostanze autorizzate. Eccomi qua, inizio a presentare quelle che sono un po' diciamo le novità, intanto per la parte generale, novità non premetto non ce n'è molte nel panorama della difesa. Per quanto riguarda la parte generale, insomma le norme comuni a tutte le colture, c'è stata la volontà quest'anno di inserire un trafiletto, un paragrafetto su quello che è il rispetto del limite massimo di impiego del rame, come sapete è fissato a 28 kg ettaro ogni 7 anni, dove per utilizzo del rame, quindi applicazione di rame al suolo, andiamo a sommare quello che è il rame dedicato alla difesa fitoiatrica e quello che è poi imputabile invece alle fertilizzazioni, quindi la somma dei 2 concorre al limite massimo dei 28 kg ogni 7 anni. C'è stata la volontà di riportare in maniera specifica questo aspetto proprio perché entriamo in quello che è nel 2026 l'8º anno, quindi la fine di un primo ciclo dei 7 anni. Tutto parte da un regolamento europeo che è di dicembre 2018, il 1981, approvato di fatto a gennaio 2019, quindi cosa vuol dire? Che dal 2019 al 2025 si è conclusa una prima finestra di 7 anni in cui
è importante tener conto dell'applicazione massima di rame al suolo. Nel 2026 siamo di fatto nell'8° anno e quindi c'è la necessità anche di specificare quali sarà poi e come avverrà poi il conteggio negli anni successivi. Di fatto quest'anno e tutti gli anni a venire il conteggio del rame come funziona? Molto semplicemente si terrà conto dell'anno in corso e dei 6 anni precedenti, quindi di fatto è una sottrazione. Ai 28 kg vanno tolti i 6 anni gli apporti effettuati nei 6 anni precedenti, quindi nella finestra nello specifico 2020-2025 si sommeranno poi quelli del 2026 e così a scalare, sarà quindi una finestra di fatto mobile. Questo poi sarà reso esplicito anche con un piccolo sintetico calcolo nelle linee tecniche di difesa per quest'anno. Per quanto riguarda le novità della difesa fitoiatrica in ambito vitivinicolo, qua porto un quadro un po' complessivo, abbiamo un nuovo inserimento, 5 nuove estensioni di impiego, non parliamo di grandi cose perché le estensioni di impiego riguardano prevalentemente rame e zolfo, quindi le novità dal punto di vista fitoiatrico non ci sono più di tanto. Abbiamo comunque, se vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno, 89 sostanze attive ancora impiegabili per la difesa della vite. Una uscirà poi nel corso di quest'anno, di cui 33 ammesse in biologico. Se guardiamo un attimo, facciamo riferimento a un trend rispetto all'anno scorso, perdiamo 6 sostanze attive, per la prima volta ne perdiamo una anche in biologico, ampliando un po' la finestra temporale dal 2021 al 2026, complessivamente purtroppo si evidenzia come il trend delle sostanze attive a disposizione sia in diminuzione. C'è sempre stata una nota positiva, ovvero quella di una continua ricerca e spinta innovazione in ambito biologico, dove abbiamo sempre visto un aumento del panorama delle sostanze attive presenti. Quest'anno purtroppo per la prima volta si registra un piccolo calo. Nello specifico andiamo a vedere, ho suddiviso in patogeni, quindi fondamentalmente in patologie fungine e in fitofagi, in 2 distinte tabelle. Andiamo a vedere quelli che sono gli inserimenti e quelle che sono le perdite. Per quanto riguarda gli inserimenti, vi ho detto, fra le estensioni di impiego parliamo prevalentemente di zolfo e rame, zolfo nello specifico escoriosi, black rot e peronospora, ovviamente in formulati commerciali in miscela con rameggi per quanto riguarda la peronospora. Viceversa, oidio, introduzione del rame, estensione di impiego anche in questo caso, in formulati commerciali, in miscela con lo zolfo in ogni caso. Cosa esce? Ho riportato quello che di fatto era uscito dall'anno precedente, giusto a memoria, di Metamorph, è uscito ormai ancora a maggio dell'anno scorso. Fenpirazamina esce quest'anno, ma di fatto nel caso della vite è uscita dalla campagna l'anno precedente perché la scadenza 15 gennaio 2026. Esce il Menapipirim, esce il Bacillus pumilis, sostanza attiva precedentemente ammessa in biologico come contrasto alla patologia dell'oidio. L'ascio uscirà il 30 settembre, quindi sarà ancora disponibile di fatto per la campagna fitoiatrica di quest'anno, il Meteldinocap. Ho lasciato evidenziate, o meglio asteriscate, tebuconazolo e metalaxil, sono 2 sostanze che già non erano presenti l'anno scorso, ma voglio e mantengo quindi la loro presenza non tanto quanto come novità, ma quanto perché è un'uscita che è caratteristica della Regione Veneto. Nelle linee guida nazionali sono presenti, sono impiegabili, questa è una volontà della Regione Veneto, nostra, insomma del servizio fitosanitario, di escluderle, dovuta a motivazioni prettamente di carattere ambientale. Come sappiamo da studi ripetuti da ARPAF e ormai ampiamente validati, sono 2 sostanze attive che ritroviamo purtroppo molto spesso e in concentrazioni rilevanti sia nelle acque superficiali ma anche nelle acque di falda, e da qui nasce la necessità, parlando a maggior ragione di difesa integrata, di rimuoverle. Un po' un discorso simile anche per i fitofagi, poche novità, pochi inserimenti. Maltodestrine rappresentano di fatto un'estensione di impiego, in precedenza erano state autorizzate solo per utilizzo contro le acariosi della vite, nascono adesso e entrano anche come mezzo di contrasto per le cocciniglie. Abbiamo il ciantraniliprole del gruppo delle diamidi, ricordo, contro le tignole, qui è indicato tignole in termini generici, di fatto poi è un mezzo di difesa impiegabile in particolare contro la tignoleta della vite, l'Obesia botrana, con un massimo di interventi però di 1 ogni 3 anni, quindi un intervento un utilizzo, un impiego molto limitato. Per quanto riguarda le sostanze attive escluse, riporto spinetoram e spirotetromato,
su quest'ultima ci sarà qualche novità, poi ve la presenterà meglio Sergio che segue direttamente la questione. Sono usciti ormai con la fine del 2025. Anche qui ho lasciato asteriscato piriproxifen perché per lo stesso motivo del metalaxil prima è una sostanza attiva presente in altre linee guida regionali e nazionali, non lo è in Veneto per un'esclusione dovuta al fatto che questa sostanza attiva interferisce direttamente con artropodi non bersaglio, nello specifico col ciclo biologico del bacco da seta. Quindi per preservare questa tipologia di attività decidiamo volontariamente di escluderla. La escludiamo per una motivazione prevalentemente, dopo qui ci sarà forse anche qui qualche novità, forse nel panorama futuro, per una motivazione legata al periodo di impiego per il piriproxifen, che è in prefioritura, motivo per cui va a interferire direttamente con la filatura del bacco. Ci sarà forse qualche novità su questa diciamo, periodo di intervento che potrà permettere un po' un'estensione dello stesso. Vabbè, un breve accenno, qui non c'è nulla di nuovo rispetto all'anno scorso, fortunatamente, forse penserete voi, per quanto riguarda alcuni gruppi critici di sostanze attive, in particolar modo ICMR, sostanze cancerogene, mutagene, reprotossiche, quindi particolarmente nocive, soprattutto in ambito, se parliamo di difesa integrata, resta fisso il numero di 12 interventi l'anno, quindi tutti i multisito ad azione prettamente antiperonosporica restano disponibili. Ricordiamo che fino a 2 o 3 anni fa si parlava di 6-7 interventi. Dopo le annate particolarmente rovinose dal punto di vista climatico, insomma, c'è stata la volontà di portarli a 12. Sappiamo sono tanti, permettono di portare a casa sicuramente la campagna. Speriamo comunque in annate climaticamente più favorevoli, dove il controllo sia più semplice. Restano fermi a 4 gli interventi anno per il gruppo piretroidi e piretrine. Piretrine sappiamo che dall'anno scorso, anche se sono sostanze attive naturali, rientrano nel gruppo dei piretroidi e quindi vanno conteggiate in un numero 4 come massimo di interventi. Restano fissi il numero di interventi anche qui a 3 e 4 per i K degli altri gruppi diciamo rilevanti per quanto riguarda la difesa, in particolar modo quella funginea, peronosporica e oidica in primis. Diserbo, 2 parole sul diserbo, in questo caso guadagniamo tra virgolette 2 nuove sostanze attive, napropamide e iodosulfuron, per un totale di 20 molecole disponibili per il diserbo. Ho deciso di inserire questa nota, che è quella presente non tanto nelle linee tecniche regionali ma in quelle nazionali. La superficie massima diserbabile non deve superare il 30% della superficie totale della cultura. Ovviamente noi andiamo a diserbare sulla fila e non sull'interfila, per quello si intende la limitazione ovviamente della percentuale di superficie diserbata. Ci tengo a leggere anche la frase successiva: tale riduzione e la conseguente diminuzione di dosaggio, qua dopo faremo un attimo un riferimento per chiarire alcuni aspetti a volte un po' equivoci, non vale per i prodotti come spollonanti e questo va bene. La riduzione e la conseguente diminuzione di dosaggio vuol dire che anche in caso in cui io abbia un quantitativo massimo espresso appunto come dose di prodotto a ettaro, faccio l'esempio classico, glifosate 9 litri ettaro, non vuol dire che ne possiamo utilizzare 9 litri sul 30% della superficie, vuol dire che corrisponde una conseguente diminuzione di dosaggio, quindi dei 9 litri di fatto noi dobbiamo intendere i 2,7 litri circa che rappresentano il 30% del totale ammesso da etichetta, ma questo di solito è sempre ben specificato, Sergio ci tiene molto a specificarlo nelle linee onde evitare equivoci. Faccio un breve rimando a quelli che sono, non ci sono novità qui, ma un breve rimando a quelle che sono le cose un po' più rilevanti diciamo della parte generale. Parliamo ovviamente del massimo rispetto di quelle che sono le indicazioni di etichetta dei prodotti fitosanitari. Il rispetto delle condizioni di etichetta prevale su qualsiasi altra disposizione e misura presente all'interno delle linee tecniche di difesa integrata, anche qualora questa possa andare in contrasto. Poi ci sono ovviamente altre cose che mi interessa evidenziare, ovviamente l'utilizzo delle scorte di magazzino possono essere ammesse nell'anno in corso su sostanze che ormai sono uscite dalle linee tecniche di difesa, questo sì purché siano dimostrabili, quindi ovviamente l'acquisto deve essere stato effettuato prima della data di scadenza della sostanza, queste insomma sono cose che già ben sapete.
Resta ovviamente, a seguito di grandinate, ne parlavamo prima, eventi climatici sempre più impattanti sia da un punto di vista della violenza ma anche della frequenza, resta la possibilità di eseguire il trattamento disinfettante post grandinate, senza ovviamente contribuire al cumulo dei trattamenti fungicidi previsti. Coadiuvanti, intesi come tutta una serie di molecole sinergizzanti, bagnanti, eccetera, che permettono e sono sempre più fondamentali per garantire una migliore qualità dell'applicazione del trattamento fitosanitario, sono sempre ammessi, ovviamente sempre nel rispetto dei limiti di etichetta, anche qualora non indicati espressamente dalle linee tecniche di difesa. E poi un piccolo rimando: uso e modalità di installazione delle trappole per monitoraggio in alcuni casi sono obbligatorie laddove specificato nelle singole schede, al fine di intervenire quando e solo il monitoraggio dia un esito appunto negativo, o meglio positivo, su un'alta pressione, un'alta presenza dei fitofagi. Sono obbligatorie sia a livello di azienda ma anche a livello di comprensorio, ovviamente qualora ci siano dati a livello comprensoriale. Un'ultima cosa, le disposizioni previste dall'articolo 43 decreto legge 70 2020, poi convertito in legge 120, la deroga per operatori professionali in regime SQNPI in caso di mancato rispetto delle quantità minime di impiego dei prodotti fitosanitari per quello che riguarda l'unità di superficie, quindi parliamo chilogrammi o litri di prodotto per ettaro. Questa deroga può venire avanzata da chi utilizza macchinari innovativi, quindi irroratrici a recupero fondamentalmente, ma deve pur sempre essere rispettata ed esplicitata la concentrazione della miscela. Concentrazione della miscela intendiamo dose, quindi in grammi o millilitro ad ettolitro, questo è fondamentale, quindi mi sento di dare un consiglio onde evitare che ci siano anche qui equivoci nell'interpretazione della norma. Utilizziamo sempre, qualora ci si voglia valere della deroga, prodotti che indichino in etichetta sia la dose per unità di superficie, quale si può chiedere quindi una deroga per una riduzione della bagnatura dovuta al macchinario a recupero, ma che sia indicata sempre e comunque la concentrazione della miscela, che va sempre rispettata. Un'ultima slide, insomma molto veloce, per richiamare quello che è un obbligo per chi è in regime SQNPI, ovvero il controllo funzionale e la regolazione strumentale, ovvero la taratura delle irroratrici, fondamentale per garantire un corretto apporto di prodotto, sia in termini di fondamentalmente in termini di dosaggi, onde evitare sovra o sottodosaggi. Regolazione strumentale che diventa obbligatoria. Dal 2024 deve essere attestata assolutamente entro l'anno di adesione al sistema all'SQNPI, quindi sia per macchinari in uso sia per macchinari già presenti nel parco macchine di un'azienda che entra nella certificazione va attestata entro l'anno. Di fatto sia regolazione strumentale sia controllo funzionale vanno svolti da un centro prova autorizzato con le tempistiche riportate nella tabellina. Dal 2025 di fatto questi due aspetti vanno di pari passo e quindi dovranno venire eseguiti in contemporanea con un rinnovo insomma di intervalli fissi in funzione che sia un operatore professionale semplice oppure un terzista. Ovviamente i tempi per i terzisti sono un po' più ridotti logicamente. Io avrei terminato, vi ringrazio.